perché Ecco. sapevo fin dal liceo che tutto quello che mi stavano raccontando era denso di pastoie, per dirla alla Pitagora, denso veramente di collanti negativi e velenosi. All'università sono stata costretta a dare l'esame su Dante, seguendo un corso, ma sinceramente anche l'esame universitario non mi ha lasciato una grande allegria. Appena finita l'università ho cominciato a fabbricare il mio personale scaffale su Dante, quindi andando a cercare tutti quegli autori che hanno detto completamente cose diverse dall'accademia ortodossa, canonica, pesante, polverosa. Quindi sono stati molti autori che hanno affrontato la lettura del poema in maniera cercando di essere sempre più vicini ai vari messaggi nascosti. Eh, Molto intuitivi sono stati Ugo Foscolo, Giovanni Pascoli, il suo allievo Luigi Valli, il filosofo esoterista Guénon, che nel 22 ha scritto appunto il Dante esoterico, ancora adesso molto pubblicato e molto venduto in Adelphi. E devo dire che è stato soltanto dopo la seconda guerra mondiale e quindi dagli anni 50 in poi che sono aumentati di gran numero i dantisti che hanno colto, diciamo, i messaggi profondi, reali, anche se adesso l'inquinamento è ancora molto alto. Sono 700 anni dalla morte e stanno facendo una serie di eventi, di incontri veramente, insomma, poco piacevoli. Per il povero Dante che si trova ogni giorno articoli o addirittura libri pubblicati con delle pesanti bugie, delle pesanti menzogne. Una cosa che bisogna dirlo anche perché l'ha sottolineata spesso la Alighieri nel suo convivio, nella sua lettera a Can Grande, che il poema della commedia è un poema che è una specie di matriosca, contiene 4 poemi. Lui l'ha sempre detto, ma nessuno gli ha mai dato retta, boh. Quasi nessuno gli ha dato retta. State attenti lettori che se volete approfondire la lettura non dovete accontentarvi del livello di superficie, cioè il livello letterale. Il primo livello, come d'altra parte per tutti i testi dottrinali, ma non soltanto i testi dottrinali, anche i grandi romanzi, i grandi romanzieri russi, i grandi romantici, addirittura anche dei film moderni che arrivano da Hollywood, che sono densi di messaggi. Qualsiasi opera d'arte che è veramente intensa è destinata ad avere 4 livelli di interpretazione. E questo Dante Alighieri aveva già capito nel 300, perché lui era un grande lettore di testi complessi, lettore dei testi sacri, lettore dei miti, lettore di Ovidio, lettore di Virgilio, della grande la Trinità, del mondo greco, cioè lui aveva già elaborato quanto sia complicata la scrittura e quanto ancora sia più complessa la lettura, specialmente quando il testo si impone nella sua complessità. Quindi c'è un livello letterale, che è quello che amiamo tutti, forse fin da bambini, che è la fiaba. La fiaba che galleggia, quindi Carò un demonio dagli occhi di Bragia, o la Francesca che vola nella bufera infernale, e tutte queste immagini che affascinano i bambini. Parlare ai bambini del paradiso, dell'inferno, sono sempre affascinati. Perché? Perché vengono presi come una fiaba, no? Vengono presi dalla fiaba, vengono presi dall'immagine, dalla fantasia, perché Dante è un grande mago, un grande
donatore di magie. Poi c'è il secondo livello, quello allegorico, che qualche volta viene anche affrontato, si può affrontare anche nell'infanzia, quando le allegorie sono semplici, oppure nell'età dell'adolescenza. Allegoria è una parola greca che vuol dire ti dico una cosa, ma stai attento che te ne dico un'altra, che invece te ne sto dicendo un'altra, no? Ecco, per esempio, sì, parlo delle tre belve nel primo canto dell'Inferno. Le belve affascinano perché sono pericolose, vogliono azzannare Dante, la lupa se lo vuole mangiare, quindi una storia dell'horror che i bambini amano, però quelle tre belve verremo a scoprire che sono figurali, quindi bisogna coglierne l'allegoria e poi anche il livello profondo. L'allegoria sarebbe quella appunto delle belve che ti impediscono di raggiungere la felicità. Lui stava salendo sul colle della felicità e le belve lo minacciano di morte e lui scappa correndo, scappa quasi rotolando per la discesa, gridando aiuto. E questo è il secondo livello allegorico. Il terzo livello è quello imponente, perché è quello che riguarda proprio la relazione umana. Le relazioni umane, che vengono chiamate o etica o morale, vero, dal corpus filosofico, in effetti riguarda le relazioni civili fra uomini, quindi il senso della giustizia, il senso dell'equilibrio, il senso del rispetto, il senso della civiltà, il senso della non sopraffazione e tutte quelle cose che dovrebbero regolare una societas sana. E quindi anche il terzo livello è complesso, anche perché poi alla fine in effetti coincide con la grande filosofia di Pitagora e di Platone. Il quarto. Il quarto livello è stato per secoli, e lo è tuttora presso le accademie classiche, presso diciamo, i dantisti di una certa età e compagnia. Il quarto livello che lui dice, Dante lo dice, state attenti al quarto livello perché è il più profondo, ma per me è il più importante. E il poeta lo chiama livello anagogico, che anche questa è una parola greca. Anagogico vuol dire appunto questo, tradotto dal greco, io ti guido perché tu possa crescere. Ana, ago, cioè ago è agire, oppure ti conduco, ti metto in azione, no? Il verbo ago, che sembra l'ago della sarta, ma è la prima persona del verbo again. Quindi, ana in alto, io ti conduco in alto, ti porto in alto non nel senso di grandi altezze, ma la tua interiorità deve formarsi, deve crescere, deve salire, deve farsi forza, deve centrarsi, devi diventare una personalità guerriera, attiva, consapevole, agente. Questo quarto livello anagogico è sempre stato, prima che Guénon scrivesse il Dante esoterico, il quarto livello anagogico era boh. Ancora adesso lo è, perché qualcuno ha cercato di andare in profondità, qualcuno ha trovato anche nell'Ottocento, il famoso Ottocento romantico e patriottico che ha risvegliato Dante chiamandolo padre della patria, padre della lingua italiana, certamente non ci ha fatto un grande piacere, perché poi il livello anagogico è stato trasformato nei vari rapporti politici. I rapporti politici, quindi l'antifrancia, l'antigermania, insomma, tutte cose di cui Dante non avrebbe mai voluto sentir parlare. Anche perché usa diciamo il palco della storia,
quindi noi sappiamo che Dante ci racconta la storia, ci racconta la geografia dei luoghi, ci racconta la cultura del tempo, ci racconta le civiltà precedenti, ci racconta tutto, ma nel livello anagogico queste cose spariscono, perché è un livello di intimità profonda che il poeta trova per noi lettori. Se prendete in mano tutti i manuali, se siete stati a scuola, non ve lo nascondo, a scuola Dante è noioso, barboso, si possono godere i versi, ma di solito è un piacere individuale che lo studente può trovare per il suo piacere. Ma quando Dante diventa oggetto di interrogazione, oggetto di lacerazione, oggetto stupido di disciplina scolastica, Dante perde tutto il suo fascino e glielo fanno perdere. Quando ho detto prima la battuta, Dante si sceglie sempre le persone a cui parlare, ed è vero, perché tante volte io ci sto lavorando da più di 10 anni, tante volte qualcuno mi dice vieni a parlare, e io sento che in quel luogo non andrò mai. Magari dico sì, avvisatemi, datemi, verrò senz'altro, ma in quel verrò senz'altro Dante ci mette sempre lo zampino e mi dice no, lì non andrai mai. Io ho fatto Dante nei bar, nei ristoranti, nelle locande, ovunque, l'ho fatto in strada, l'ho fatto in piazza, A però Campo Tagore. l'ho fatto a Campo Tagore, luogo appunto assolutamente, uno dice ma come si fa a fare Dante a Campo Tagore con gli amici sotto le stelle? No, Dante è una cosa seria, si fa a Ravenna, si fa presso i francescani, si fa in università. No, lui vuole andare dove c'è la gente che vuole ascoltare. E non so, lui ha il sesto senso, capisce subito da chi deve andare. E quindi tante occasioni per cui potrei parlarne, sono tutte occasioni che lui cancella. No, questo non è pubblico mio, non è pubblico mio. E infatti io stessa, cioè, cerco sempre di viaggiare sotto la superficie dell'acqua, perché che cosa mi è accaduto? Mi è accaduto una cosa che io non cercavo, perché l'idea di poter trovare il livello anagogico veramente non mi sfiorava, non mi sfiorava, ma nemmeno a lontananza di secoli. Io presentavo Dante in maniera classica, leggevo i canti uno alla volta, di solito i canti venivano letti in maniera accademica, io li leggevo cercando di carpirne le immagini, la teatralità, la potenza scenica, la potenza registica. Dante sarebbe stato un grande regista, da come muoveva i suoi personaggi, li faceva parlare, sarebbe stato veramente un grande Stanley Kubrick o altissimi livelli. Però non avevo, anch'io non capivo cosa fosse il livello anagogico, cioè il ti guido perché tu possa crescere. I manuali, se aprite i manuali dei licei, vi diranno, ma me l'hanno anche detto molti dantisti, tra l'altro, di una certa età, quando faccio la domanda, ma che cos'è lì il quarto livello anagogico? Mi rispondono, certo che lo sappiamo che cos'è il quarto livello anagogico, sono i testi sacri, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e le lettere degli Apostoli. E dico, ah, grazie, non lo sapevo, cioè, sapevo, me lo conferma. Ecco, e non posso rispondere, non posso dirgli che è tutt'altro. Ecco. Allora, Dante ha costruito un poema di cui si sbarazzava completamente dei canti. Una volta finito il canto, trovava i cantori, lo faceva trascrivere ai figli o a dei trascrittori. Non abbiamo in mano la scrittura di Dante, non abbiamo in mano le carte di Dante, le ha distrutte tutte e quindi faceva copiare i canti e i canti andavano nelle taverne, nelle piazze, nelle corti, e i cantori imparavano a memoria, non c'era la stampa, c'era la fatica solo di trascrivere il canto e lui ha scritto 100 canti sempre liberandosi dei canti. Questo lo fa soltanto o un pazzo
perché nessuno scrittore si libera dei suoi capitoli prima di arrivare alla fine del libro, perché la penna può prendere la mano, perché ti può cambiare la trama, ti può cambiare l'opera e tu sei costretto a tornare indietro sull'opera, sul romanzo, a cambiare. E invece Dante, sono pronti i primi 10 canti dell'inferno, ciao, ciao, prendeteli. Come? E a scuola ci insegnano, sì, Dante ha scritto tutte le tre cantiche, una alla volta, ci ha messo qualche anno per l'inferno, in tutto ci ha messo 20 anni, diciamo 6 anni per l'inferno, 10 anni per il paradiso è difficile, gli altri anni per il purgatorio, e lui scriveva praticamente guidando in autostrada. Secondo la dantistica moderna e contemporanea, il poema è una grande autostrada, un grande rettilineo. Lui scriveva secondo ispirazione la mattina, aggiungeva i canti, questi canti li regalava ai cantori. Questa è la descrizione di un folle, non è la descrizione di un genio, è la descrizione di un pazzo, vero Adele? Ecco. Bene, per 700 anni è durata e continua a durare, a permanere questa descrizione. Io infatti avrei delle domande da farti, Maria, vorrei farla come un'intervista stasera. Dimmi. Allora, una delle cose che mi ha colpito quando poi ho avuto la possibilità di vivere 3 settimane con te qua a Campo Tagore e quindi andare in spiaggia e parlare di Dante, fare un bagno e parlare di Dante, cioè vivere immersi nella dantistica. Sì. Allora, la prima domanda è che cioè la prima cosa che ti vorrei chiedere da condividere con le nostre amiche è con i nostri amici perché Dante dice che soltanto 700 anni dopo il suo messaggio sarebbe stato capito, cioè adesso. Sì, adesso. Infatti la dantistica, stavo dicendo prima, si è risvegliata nella seconda dopoguerra. Abbiamo avuto una grande, diciamo, produzione di libri, di saggi che hanno affrontato Dante da un altro punto di vista, praticamente il punto di vista della affinità. Prima abbiamo avuto un Dante molto contestualizzato, abbiamo avuto 700 anni di storia e ancora adesso dura la contestualizzazione, i Guelfi, i Ghibellini, le guerre, gli imperatori di qua, di là, eccetera. Va bene, questo è il Dante nel suo contesto. Poi è nata il desiderio di trovare l'affinità e questo desiderio l'ha un po' risvegliato Guénon nel 22, ma c'è dell'alchimia in Dante. Dante parla come un alchimista. Ma no, ma Dante conosceva il mondo islamico, conosceva i poeti mistici sufi, ma allora Dante era a contatto col mondo orientale. Ah no, ma Dante era anche un cataro perché è vicino agli ambienti eretici, no? Ma Dante come la vedeva la questione ebraica, perché a volte parla meglio degli ebrei che dei cristiani, ma perché? Perché si sono accorti che Dante aveva un sapere, a parte che era un sapere olistico, giustamente, ma era un sapere diffuso, conosceva le civiltà del Mediterraneo, conosceva i loro linguaggi. Allora è nata questa fase dell'affinità e che continua ancora. Quindi Dante è pitagorico, Dante è platonico, Dante è vicino alla filosofia medievale, vicino a Boezio, sì, Dante ama Virgilio, però ama di più Ovidio, eccetera, eccetera. Tutte queste affinità forti che lui ha. Adesso sta succedendo qualcosa di più esplosivo. Ci stiamo avvicinando alla precessione equinoziale dell'Acquario e saremo attorno dal 2100 al 2160, ma comunque siamo sotto perché ormai siamo agli ultimissimi gradi della costellazione dei pesci. Ora noi siamo nella precessione equinoziale dei pesci, i pesci siamo entrati in questa costellazione nel 70 avanti Cristo, sono passati quindi 2090 anni e ci vogliono appunto 2120 anni per entrare effettivamente più o meno nella costellazione dell'Acquario. Queste sono le profezie. Dante era un grandissimo astrologo perché l'astrologia era un grande sapere
era una forma di sapere, e questo anche Dante ci aiuta molto nel suo poema, perché lui aveva studiato le famose 7 arti liberali, era lo studio, il canone di studio del mondo medievale, quindi le 3 materie umanistiche, grammatica, dialettica e filosofia, sono le materie della parola, del linguaggio, ars dictandi, ars dicendi, quindi come scrivo, come dico, come parlo, eccetera. Però voi sapete che la parola è obliqua e infatti cercare di comprendere Dante solo attraverso la parola si riesce di fare anche molta confusione. Invece lui amava moltissimo le scienze esatte, cioè le arti del quadrivio, le arti non soltanto il trivio, perché lui era un grande dicitore, ma amava il quadrivio perché era un uomo di scienza. E nel quadrivio abbiamo le scienze esatte, l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astrologia, lo studio del cielo. Chi non studiava il cielo non poteva entrare nell'Accademia Platonica o nella scuola pitagorica. Il cielo era il primo studio che dovevano fare i bambini per poter appunto fecondare l'anima del desiderio della salita, del desiderio dell'altro. E Beatrice nel 33esimo canto del Purgatorio lo dice chiaramente: verranno. Ecco qua, internet. Maria, bloccata da internet. Aspettate. Avete visto dietro c'era una tempesta, dietro la finestra di Maria? Questa è... Sì, si è visto un lampo a un certo punto. Sì, sì, sì. Vediamo se riesce a tornare. Ah, siamo arrivati a Beatrice in purgatorio. No, veramente è stato bellissimo l'estate scorsa parlare con Maria, perché poi parlando con Maria, che mi raccontava questi aspetti di Dante per me sconosciuti, perché voglio dire, io comunque vengo da una formazione di scuola pubblica, quindi di Dante avevo una mia certa idea, ecco è uscita, quindi adesso rientrerà. E, e mi diceva, ma sai perché Dante invece diceva questo, diceva quello, per cui alla fine ho detto, ma questo Dante qui a noi a scuola non ce l'hanno mai insegnato. E tutti i tratti, ciao Anna, tutti i tratti in cui raccontava di Dante, io dicevo, ma questa è nuova pedagogia, ma questa è nuova pedagogia. E alla fine abbiamo scoperto, dopo lunghe chiacchierate sotto le stelle, in riva al mare, in posti vari, che Dante sicuramente, come tutti diciamo, gli illuminati di un certo filone, aveva molto chiare le idee di come dovesse essere l'atteggiamento di un insegnante, di come dovesse essere condotta una lezione, e quindi era in un certo senso un pedagogista, un neopedagogista ante litteram, insieme a Platone. E quindi è venuto fuori quest'idea di fare un percorso sulla nuova pedagogia di Dante, cioè su queste cose che lei poi ha messo insieme in un libro che sarà di prossima pubblicazione, perché secondo appunto la sua lettura tutto il percorso dantesco, diciamo questa parabola che fa Dante nel suo cammino fra l'inferno, il paradiso e il purgatorio e il paradiso, non è altro che un percorso, un po' quello che facciamo noi a scuola Gire, no? Un percorso che define la salvezza dell'essere umano, cioè la salvezza di chi intraprende il percorso. Tant'è vero che il libro di pedagogia su Dante Alighieri si chiama Quest'uomo da salvare, che è esattamente, diciamo, lo scopo di ogni percorso che si rispetti.
perché se un percorso non è capace di farti entrare con la tua parte più vera, e quindi perché è quella che ha le risposte a tutte le tue domande. Ecco Maria, allora non è un percorso efficace. Mi senti Maria? Levati, smutati, leva il cosino al microfono. Così. Sì, scusami, è arrivata Beatrice in purgatorio. Eri arrivata a citare Beatrice? Sì, Beatrice nel 33 del Purgatorio fa questa profezia, saranno le Naiadi, cioè le ninfe dell'acqua, quindi le ninfe dell'acquario, che sveleranno l'enigma forte del tuo poema senza danno di pecore o di biade, cioè non ci sarà nessun danno per la gente. Poi chi vorrà conoscere l'enigma del tuo poema lo conoscerà, ma non accadrà nulla di male. E quindi bisogna aspettare, dice Beatrice, i posteri fra 700 anni. La profezia viene confermata da Cacciaguida nel canto 17 del Paradiso. Cacciaguida, questo trisavolo di Dante, e a Dante dice: no, io non ho il coraggio di scrivere il poema, non ce l'ho il coraggio, perché lui dice: torni giù in terra e devi scrivere tutto quello che hai visto, le stesse cose che aveva detto Beatrice. Ma no, ma io non ho il coraggio, perché se non è possibile, perché se io dico la verità di tutto quello che ho imparato in questo viaggio, i miei contemporanei si offenderanno. Ma se nascondo la verità e quindi se non la dico tutta, i miei posteri, i miei lettori del futuro mi disprezzeranno. E allora cosa faccio, caro Trisavolo? E Trisavolo risponde: e lascia pur grattar, o ve la rogna. Lascia che i tuoi contemporanei che si grattino, insomma, che sottotesto, che me ne frega dei tuoi contemporanei, non me ne può fregare di meno. Tu devi pensare alle alte cime, cioè a posteri lontanissimi, quelli che arriveranno fra 700, 800 anni, e lì arriverà il tuo urlo forte, perché queste alte cime che siamo noi, ci deve percuotere, ci deve prendere a schiaffi col suo urlo e farci svegliare, perché il poema è un poema del risveglio. E Beatrice Cacciaguida dice: quando vuoi che si sveglino gli uomini? Soltanto quando il sole cambierà il segno per poter sorgere nell'acquario, che se la voce tua sarà molesta nel primo gusto, vital nutrimento lascerà poi quando sarà digesta. Per i tuoi contemporanei la tua voce sarà molesta, amara, non la capiranno, ma quando arriveranno gli altri, il tuo poema sarà nutrimento vitale, cioè nutrimento di vita, nutrimento di esistenza. Ecco perché Dante con la letteratura non c'entra nulla. Ecco, quando i posteri digeriranno la tua scrittura, questo tuo grido farà come vento che le più alte cime più percuote, e ciò non fa d'onor poco argomento. Queste sono le parole di Cacciaguida. Tu sarai onorato soltanto quando passeranno 8 secoli, quando l'umanità avrà bisogno di una voce di risveglio. E mi pare che il tempo sia arrivato. Io non credevo che mi arrivasse in mano il livello anagogico come fosse un regalo del cielo, però mi è arrivato come un regalo del cielo, e mi è arrivata quindi la sua struttura geometrica. Dante ha lavorato per anni prima di poter mettere in versi l'opera. Ha lavorato per più di un decennio, probabilmente fin dall'adolescenza, fin dai 18 anni, ha lavorato per strutturare tutta l'opera. Ecco perché riusciva a regalare i canti, perché tutto era già scritto, bastava metterlo in musica. Quindi l'ultima sua fatica
è stato quello di aver messo in musica i versi. La prima fatica è stata quella di strutturare l'architettura del poema, la geometria del poema e nascondere dentro questa geometria il livello anagogico, cioè il livello sapienziale, dove spariscono i guelfi, i ghibellini, le allegorie, le belve, sparisce tutto e siamo solo noi in terra. Noi in terra, compagni di viaggio di un Dante che ci dice, ecco, a questo punto farai queste scelte, ma crescerai un po', ne dovrai fare delle altre. Ascolta a me che ti parlo, questo è successo anche a me, questo accadrà anche a te e ci accompagna con amore nella difficoltà di questo pellegrinaggio in terra. Il poema sparisce, ma vive questo rapporto d'amore fra Dante e noi. Io vorrei farvi vedere l'immagine della geometria del poema, che è una geometria che mi ha preso 10 anni di lavoro e 1000 pagine di scrittura. Posso condividere? Certo Maria, ti ricordi? Presenta ora, Presenta ora. poi apri Aspetta una che- finestra. Una finestra. No, adesso devo vedere. No, no, annulla, devo prendere la foto, Sì, scusami. bisogna che Eccola qui. prima Vado a schermo intero. Speriamo che il temporale non mi uccida. E non mi uccida. Questa è una bella geometria, è arrivata? eccola qua. Sì, la vediamo. Calma. Questa poi è fatta di tante altre Sì, geometrie, sono tutti disegni nascosti perché Dante la prima cosa che mi ha fatto trovare, sta arrivando. le mappe siderali. Questa diciamo che è la seconda scoperta che ho fatto, poi ci sarà la terza. Questa è meravigliosa e corrisponde anche al fatto che è quella delle nostre età. Cioè lui ci affida, a parte che è un poema trino e tetragono, quindi ha 3 cantiche, ma la circonferenza è spaccata in 4. Vedete, questo quadrato spacca in 4 la circonferenza, cioè i 2 diametri, quello orizzontale e quello verticale, e affida a dei daimones le età della vita, cioè ogni arco di circonferenza possiede 25 canti, quindi una circonferenza quadrata, ma è anche quadrata con i versi e non soltanto con i canti. E allora il Dante bambino entra nel vero inferno qui nel canto 12, 12-13, entra nel basso inferno e attraversa il fiume di sangue del Fregetonte, deve cavalcare, si mette a cavalluccio del centauro Nesso come se fosse proprio un bambino. I bambini amano andare a cavalluccio, no? Ecco, i due poeti si mettono a cavalluccio di Nesso e Nesso fa attraversare loro tutta la fiumana del Fregetonte, che è quello in cui si ammollano gli assassini. È il fiume di sangue della storia. Allora col passaggio del fiume di sangue Dante entra nel vero inferno e troverà ad aiutarlo appunto i centauri che lo seguiranno per 25 canti e gli faranno conquistare nell'elemento terra l'intelligenza e quindi il bambino si alza in piedi su 2 gambe, conquista l'intelligenza e diventa un meraviglioso Dioscuro, un meraviglioso guerriero ed entra nel regno daimonico dei Dioscuri, Castore e Polluce, che poi sarebbero il segno dei gemelli in astrologia, che conducono Dante alla conoscenza doppia, come diceva Platone, cioè la conoscenza del mondo visibile e la conoscenza del mondo invisibile, di ciò che non si può vedere, ma soprattutto l'arco dei Dioscuri è l'arco del territorio d'amore, perché nel sigillo dell'aria Dante conquista l'anima intellettiva, cioè quell'anima che possiede il raggio angelico, può raggiungere l'intelligenza dell'universo, può raggiungere la coscienza cosmica
e può veramente cominciare a gustare la salita della propria interiorità, che è soprattutto una salita dentro il territorio d'amore. Nel luogo della Vergine siamo già nell'Eden, sud-ovest si passa dal purgatorio al paradiso terrestre, all'Eden, questo luogo virginale, quindi protetto dal segno della Vergine, in cui si incrociano i due pianeti alchemici, Venere e Mercurio. Mercurio ovviamente è Dante, Venere è Beatrice, e qui avviene il matrimonio angelico, le nozze celesti fra Dante e Beatrice. Questo diametro dal basso inferno al passaggio dell'Eden è il viaggio del dolore. Qui si consuma tutta Negredo con tutte le varie policromie dell'alchimia, entreremo nella Bluedo, poi entreremo nella policromia alchemica per finire con l'albedo all'ingresso dell'Eden. Che succede quindi? Che succede che questo viaggio del dolore possiede 7112 endecasillabi. Quando si entra nell'Eden e si entra nel viaggio della salvezza, che dura ovviamente fino al basso inferno, quindi sono altri 50 canti, è il viaggio della salvezza, e questi 50 canti sono 7112 endecasillabi. Col grifone si entra nell'età adulta, quindi è l'età in cui abbiamo le zampe di leone ben forti, saldi, 4 zampe sulla terra, però abbiamo anche 2 ali meravigliose di argento e d'oro che arrivano fino al cielo. E in questi 25 canti Dante, nell'elemento acqua, conquisterà la consapevolezza di possedere lo spirito, cioè di possedere la scintilla di divinità in noi. Il quarto passaggio è nell'arco dell'aquila. L'aquila protegge la vita, diciamo, dell'età saggia, la vita della quarta età, e l'aquila vola, non ha più bisogno di tenere i piedi per terra, e dal cielo di Saturno fino al 12° canto l'aquila protegge Dante e lo aiuta nell'arco di fuoco a integrare tutta la sua vita, tutto il suo corpo. Finalmente il suo corpo diventa centrato, determinato, ricchissimo delle nostre 4 dimensioni, quindi ricchissimo di intelligenza, di anima, di spirito e di materia, tutte e 4 sacre. Il corpo non induce al peccato, il corpo è sacro, come è sacra l'anima, come è sacro lo spirito e come è sacra l'intelligenza. Maria, Dimmi tutto. dato che ci restano 20 minuti, volevo chiederti se puoi in qualche modo delineare invece la pedagogia, la nuova pedagogia in Dante, per far capire un pochino quale sarà il programma dei 5 incontri che faremo. Dante aveva ben chiara la necessità, perché tra l'altro il mondo pedagogico è ricco, già nell'antica Roma abbiamo avuto grandi pedagogisti. Lui si sceglie dei maestri importantissimi, uno è Virgilio, poi un grande pitagorico, quinto grado dei misteri orfico-pitagorici, si sceglie Beatrice, donna di sapienza, anzi figurale della sapienza, si sceglie Stazio, altro grande poema, e sceglie Bernardo, ultimo accompagnatore che gli aprirà appunto l'Empireo. Ma che cosa ci dice Dante? Ci dice che siamo in terra per far crescere, no? Cioè noi siamo dentro un progetto evolutivo, e non soltanto perché siamo nati in una data e poi siamo cambiati, invecchiati, abbiamo organizzato la nostra vita, abbiamo progettato. Dante a un certo punto dirà con Forese Donati, quando troverà questo amico d'infanzia e di adolescenza alla fine del Purgatorio, negli ultimi canti del Purgatorio, Forese, anche lui poeta, cugino di Gemma Donati, che era la moglie di Dante. Però ne abbiamo fatti tanti di sbagli, Forese? Quanto abbiamo sbagliato in giovinezza, ma poi ce ne siamo resi conto. Ecco,
questa meraviglia di un uomo che dice in giovinezza dobbiamo sbagliare. È dovuto, l'esercizio della sperimentazione delle cose. Ecco perché i 12 canti, i primi 12 canti dell'inferno non sono infernali, ma sono propedeutici ad una pedagogia evolutiva, cioè una pedagogia di trasformazione per il miglioramento. Ecco perché Francesca, a parte che Dante è eretico, ha apocatastasi, per cui noi siamo tutti salvi nella mente di Dio. Non esistono neanche i tre mondi della divisione della giustizia, è diciamo un espediente letterario, ma è tutto letterale davanti alla mente di Dio, dice Dante quando parla con la giustizia divina, con l'aquila della giustizia divina. È tutto letterale. Dio lo stesso, ma chi se ne frega di quello che dite in terra? Io posso battezzare quando e come voglio, ne ho salvati tanti di pagani, figuriamoci se sto attento a quei cristiani che non si meritano la salvezza. Ci starò bene attento io, Dante, non ti preoccupare. Preferisco salvare quelli che non sono stati battezzati ma sono stati buoni. Dice delle cose terribili, Dante, che se ne fossero accorti l'avrebbero bruciato prima. Per fortuna che non leggero il paradiso perché era difficile e quindi se l'è sfangata per quello. Però Dante è convinto, a parte che è convinto che siamo tutti salvi, ma è convinto che noi dobbiamo esperire in gioventù l'attrazione carnale, la gola, la superbia, il desiderio di possedere delle belle cose, il desiderio di avere il danaro. Dobbiamo esperire tutto quello, perché altrimenti non potremo scegliere. Non potremo mai crescere, rimaniamo ancorati allo stadio centaurico delle quattro zampe scalpitanti, no? Dell'urlo centaurico, è mio, è mio, è mio. Cosa fanno i bambini all'asilo quando litigano per il giocattolo? Fanno il centauro, no? È mio, me l'ha rubato, litigano. Tanta gente è poi condannata a restare centauro. Non è detto che l'anagrafe ci aiuta a crescere, non è il tempo che passa che ci aiuta a crescere, no? E quindi i centauri sono i maestri feriti che stanno colpendo gli assassini con i loro archi, con le loro frecce, ma non perché sono diavoli, perché sono i maestri traditi. Cioè io centauro ti aiuto a metterti su due gambe, a farti diventare intelligenti. E i canti centrali della conquista dell'intelligenza sono meravigliosi perché sono 7 canti meravigliosi che parlano tutti di intelligenza. Cioè, ma c'è Ulisse, c'è Vanni Fucci, il ladro cattivo, Vanni Fucci bestia. A livello letterale sì, ma nel livello anagogico, in quella geometria che vi ho fatto vedere, viene detto tutto il contrario. E quindi l'intelligenza viene acquistata grazie all'osservazione delle cose. Dante era un grande alchimista, ma era un alchimista reale, lavorava in officina, il suo desiderio forte era conoscere la materia, la mater. Quindi è vero che alla fine vediamo la Madonna, che bella abbiamo visto la Madonna, ma Dante sta vedendo l'atto creante, sta vedendo la comparsa della materia dell'universo. E questo ce lo racconta in profondità. È l'atto che non ho visto Dio, perché tra l'altro neanche i beati riescono a vederlo Dio. E tutte queste cose sono state scritte, ma i dantisti non se ne sono mai accorti. I beati non vedono Dio, vedono l'immensa luce d'amore che esce fuori dall'Empiro e loro godono di quella luce, più la luce è intensa e più sentono amore, loro vivono una corrispondenza d'amorosi sensi, ma non vedono Dio. Il volto nascosto di Dio, Dante lo conosceva benissimo perché conosceva benissimo la religione ebraica. Dio ha un volto nascosto, io non ho visto Dio, ho visto l'atto creante, la triade creante. Ho visto il mondo farsi mater, cioè farsi materia.
ed è il limite al quale possiamo arrivare noi. Cosa fanno al CERN? Cosa fanno sotto il Gran Sasso? Cercano di vedere l'atto creante, dopodiché non possiamo sapere nient'altro. Beatrice lo dice, sì, io ti posso parlare di come è stato creato il mondo, anzi te lo racconto subito, però sappi che c'era prima l'intelligenza divina. Che cosa facesse non lo sappiamo, ma certamente stava facendo qualcosa. No? Ed è la Grazie cosa che Maria. dicono i fisici quantistici. Prima non si sa cosa c'era, ma certamente qualcosa c'era. Poi è arrivata la materia. È un Dante strano questo qui, è un Dante strano. Io voglio chiedere ai nostri ascoltatori se hanno domande e di approfittare di questi minuti che ci restano per fare qualche domanda a Maria, tenendo presente appunto che per illustrarci tutto il pensiero pedagogico di Dante impiega 5 incontri di 2 ore, quindi ci vogliono 10 ore per poter scalfire, Sì. per poter scalfire bene tutta l'innovazione di questo maestro illuminato che comunque nel bene e nel male, per esempio, a questo punto io direi è un inno all'ignoranza, cioè meno male che questi non hanno capito cosa ha scritto Dante, se no probabilmente non ci sarebbe neanche arrivato il poema, non lo so. Avrebbero distrutto tutte le copie della Divina Commedia. Sì, come hanno fatto con la biblioteca di Alessandria d'Egitto, come hanno fatto, cioè noi abbiamo avuto proprio adesso che anche con Bizzi, che con gli incontri di Bizzi stiamo insomma toccando con mano il fatto che quello che stanno facendo anche adesso. Ho proprio letto da poco un articolo di uno scrittore che diceva: voi non vi rendete conto che non pubblicheranno più certi testi affinché nel giro di una generazione di quelle cose non si saprà più nulla. Quindi queste azioni, diciamo, cioè, parliamoci chiaro, oggi chi fa cultura è un rivoluzionario, perché oggi pensare è un po' quello che è stato Orwell col Grande Fratello, cioè si viene condannati, si viene perseguiti perché si pensa. Sì. Il peccato è pensare adesso, veramente, Euripia. E Dante, dentro questo suo quadro complesso di pedagogia, odia l'omologazione. Se c'è qualcosa che potrebbe farlo risorgere e urlare veramente in piazza, è l'omologazione e il pensiero unico. In tanti suoi canti si rifiuta di dire ma si rifiuta di pensare che siamo nati per essere conformati, oppressi, indirizzati verso il pensiero, indirizzati verso un'educazione collettiva, massiva, che ci appiattisce a terra. Si rifiuta, addirittura quando conquista lo spirito, cioè nel canto 75, l'unico discorso che fa è un discorso pedagogico. Una volta che lui diventa consapevole dello spirito, fa dire al personaggio che è Carlo Martello, fa dire veramente il nostro grande errore. Guai se non rispettate i bambini nei loro sogni, guai se fate diventare re uno che avrebbe voluto fare il musicista, guai se fate diventare prete uno che avrebbe voluto invece andare in battaglia, guai. Non, dovete rispettare i sogni dei giovani, la loro strada sarà diversa dalla vostra, perché questo è il progetto della divinità, è il progetto della diversificazione. Ogni essere umano è un universo unico, irripetibile, meraviglioso e deve andare verso se stesso. No? Ti porto in alto, cioè ti porto verso te stesso. Quello è il tuo alto. Devi diventare ciò che sei. E quando lui trova tutti i bambini che cantano in paradiso, si meraviglia, perché questi bambini appena nati o di pochi anni, c'è chi sta nel cielo dei giusti, c'è chi sta nel cielo degli spiriti attivi, c'è chi sta negli stessi, con i contemplativi, con i frati monasteriani. E lui dice, ma perché? I bambini, sono tutti uguali i bambini. E Beatrice, no,
questi sapevano il loro destino, quello che sarebbero diventati se non fossero morti ante diem. Che meraviglia! Siamo diversi anche dall'altra parte, restiamo diversi anche dall'altra parte, no? E quindi è un Dante rivoluzionario, è un Dante che ci dice proprio che stiamo sbagliando, sì, ce lo dice in tutte le forme, stiamo sbagliando economicamente, politicamente, culturalmente, stiamo sbagliando nel massificare le persone, nel non differenziarle, consumo unico, pensiero unico, e adesso poi l'ultimo anno lo conoscete bene, siamo arrivati proprio alla mercificazione del corpo umano e alla sua galera. Dobbiamo difenderci. Dante l'ha scritto 700 anni fa, ma l'ha scritto per noi. Dovete difendervi. Arriverà il momento in cui dovrete difendervi. Ciascun uomo per se stesso preso, ogni individuo. Questo messaggio che ci dà è indirizzato all'individualità. Io dicevo ai miei allievi, nella commedia c'è il vostro nome e cognome. Voi siete i protagonisti. Il vostro nome e cognome c'è, perché la vita che ci insegna è la vita che stiamo facendo tutti, rischiosa, vita inciampante, vita cattiva, salite con le rocce che ti graffiano le mani. Però ogni individuo per ciascun preso ha la potenza e la forza di salvarsi, perché dipende da noi. Però deve essere un individuo collettivista, cioè deve essere modello agli altri. Lui la commedia l'ha regalata perché è nella legge degli alchimisti. Se tu arriverai a costruire la grande opera la devi regalare. Guai a te se non lo fai, perché se fai mercimonio della tua opera, tutto quello che hai fatto non ricadrà mai verso il tuo bene. Perderai la salvezza. E anche di questo i manuali non parlano. Lui si è rifiutato di avere la pensione da poeta perché ha scelto la lingua volgare, non ha mai avuto la loro, gliel'abbiamo messo in testa noi, ma la loro non l'ha mai avuto. La commedia l'ha sempre regalata a tutti. Non ha mai fatto mercimonio della sua opera. Perché diciamo anche che molti dei tuoi libri sono anche gratuiti. I miei libri sono gratuiti perché il dono che mi ha fatto, avermi regalato la geometria sacra, avermi regalato il livello anagogico, è un dono che non ha prezzo, e quindi siccome non ha prezzo i miei libri sono nel mio sito mariacastronau.it gratuiti. Adesso metterò il terzo volume, adesso ci sono i primi 2 volumi e fra un po' metterò il terzo volume. Sì. Allora, con questo regalo di Maria io direi di concludere stasera il nostro incontro. Vedo che non ci sono domande perché vabbè, Maria lascia senza parole, questo lo sappiamo. Noi di Scolagire perché tu vorrei salutarla. Ce l'ho io. La domanda. Io vorrei salutarla proprio perché ho già fatto le 2 lezioni con Scolagire, è sempre un piacere. Grazie, mi ricordo. Bacio. Ciao, buona serata. Grazie Sara. Di Anna, prego. Allora, volevo chiedere questo, adesso io non ho è la prima volta che ti vedo, Maria, quindi non conosco i tuoi libri. Mi chiedevo se sai consigliare un testo dove è più facile da leggere Dante, perché è abbastanza difficile, è più scorrevole, insomma, più vicino a noi. Allora, io ho usato, anche nella mia scrittura, ho usato il sito gratuito di internet di una commedia Webley, è scritto W-E-B-L-Y, Webley, insomma Webley. Quando cerchi Divina Commedia, eccetera, questo è un sito in cui si trova, diciamo, dal punto di vista della lettura, trovi tutto il canto, ma trovi la presentazione del canto, trovi dei filmati che ti fanno vedere quello che succede nel canto e soprattutto a lato, devi usare il PC, trovi tutta la bella parafrasi completa, bella e fatta, cioè il livello letterale
che è potente in Dante, lo trovi tutto lì tranquillo. Poi viene il piacere di dire, sì, ad litteram dice questo, ma perché Dante è un poeta immaginale, è un poeta junghiano, è un poeta elmaniano, lavora per immagini. Allora, quando comprendi il canto, quello che succede e la parafrasi ad litteram ti aiuta, dici adesso se vedessi un film, che vedrei? E allora cominciano le immagini a saltare fuori e vengono fuori ovviamente le immagini potenti dell'inconscio, perché per esempio tutto quello che rappresenta di materico in Dante è potente a livello di inconscio, perché ci parla del sangue, ci parla dello zolfo, della paludestigia, ci parla delle defecazioni, del cesso, le malebolge sanno soltanto puzza di un gabinetto collettivo, di una cloaca massima planetaria, e poi arriverà anche a parlarci di stelle, di luce, cioè lui attraversa i nostri sogni, attraversa la nostra interiorità, attraverso la fatica che facciamo a crescere, ma anche la fatica a diventare adulti. E quindi è un uomo che ti regala immagini, ecco perché è un ipertesto, perché a volte noi non conosciamo questi miti, troviamo da Progne, troviamo Dafne, troviamo Core, ma di che ci parla? Di grandi sogni, della prima fantasia del mondo. Allora se troviamo Core è meglio cliccare, perché Core è donna rapita, e per fortuna si salva perché è una dea, e quindi poi per 6 mesi torna a portare la primavera sulla terra e poi torna nell'Ade. Ma Francesca è donna rapita e uccisa. Francesca è la Core, che non soltanto inaugura l'inferno, ma inaugura tutti i 3 mondi. Perché Francesca poi viene trovata nella persona di Matelda, che come una Core rapita agli inferi viene a resuscitare e a raccogliere i fiori e a farsi illuminare dai raggi d'amore del sole. Quindi Francesca non muore mai. Francesca arriverà a un punto che mollerà Paolo, perché siamo tutti saldi, non tratterà più Paolo come ombra salda, ma si libererà, farà il purgatorio, uscirà, andrà in ascesi anche lei. E quindi queste donne rapite e uccise, pensate che sono praticamente Francesca e Pia dei Tolomei. Quinto canto inferno, quinto canto purgatorio, 2 donne uccise. Sono le guardiane. E la terza guardiana è lei, Matelda, bellissima, di cui Dante si innamora subito appena la vede, giustamente. Cioè Dante era un po' sgarzolino, non era poi l'amante così fedele, ma appena vede Matelda si innamora come un farlocco, insomma, e la segue, la sente cantare, vede che raccoglie i fiori. E chi è Matelda? È lei, quelle donne che sono state insultate, che sono state rapite da una morte violenta e che tornano ad essere salve sotto i raggi di Eros, sotto i raggi d'amore. Quindi tutto il suo racconto è stato completamente travisato e io ne sono convinta. Grazie Maria, grazie di cuore. 21:32 ci hai regalato un'ora di bellezza, di gioia, come al solito sentirti parlare ci riempie il cuore, ci riempie di energia altissima. E vi saluto, vi ringrazio di aver partecipato. E le persone, abbiamo già degli iscritti, Maria, per l'inizio del percorso che ci sarà il 26 maggio. 26 maggio, sì. Sì. E poi ci saranno 5 incontri ogni 15 giorni. Se qualcuno di voi che è soltanto ospite vuole iscriversi, basta inviare sempre la solita mail a Nuova Pedagogia e può iscriversi per fare tutti e 5 gli incontri. Io sono sempre a disposizione, ho creato la chat per questo motivo e niente, vi saluto, vi ringrazio Maria. Grazie, e ci vediamo prossimamente. Buonanotte a tutte.
Buonissima notte. Grazie. Grazie Francesca, grazie a tutti. Buonanotte, grazie. Grazie Maria, buonanotte a Grazie, tutti. buonanotte.